Patrizio Deitos, con la ITLAS da 35 anni state raccontando al mondo l'eccellenza della lavorazione del legno italiano. Sì, noi partiamo nel 1985 con la Laborlegno, abbiamo sempre lavorato legno massello, quindi siamo sempre stati molto legati a tutto ciò che è la materia prima, quindi al legno. Abbiamo cominciato a fare pavimenti massicci perché erano quelli che andavano all'epoca. E poi abbiamo sviluppato le aziende andando in cerca di trovare le soluzioni per i nostri clienti, quindi i pavimenti, il nostro core business era il pavimento, quindi trovando la soluzione di fare pavimenti prefiniti, risolvere i problemi nei cantieri e risolvere anche il problema del legno massello, perché il legno massello piace perché è un prodotto naturale, ma spesso e volentieri non viene accettato ciò che il legno ha come caratteristica, quindi che è un legno, sì, che è un materiale vivo che si muove continuamente. Andando a fare i 2 strati, i 3 strati abbiamo risolto parecchi problemi. Diciamo che dopo nel 1989 è nata ITLAS, proprio con la vocazione di fare questi nuovi prodotti, e nello stesso tempo abbiamo sempre seguito ciò che è la ricerca della materia prima, quindi siamo sempre stati molto a contatto con le foreste, con la produzione forestale, con i tagli, con come si gestisce la foresta per avere una foresta sostenibile, perché spesso e volentieri è frainteso ciò che è sostenibile al fatto del taglio del legno. Se non si taglia, non si cura una foresta, la foresta è destinata a morire. Quindi noi siamo entrati, diciamo, in questa mentalità, in questa gestione, e abbiamo sempre improntato tutta la nostra produzione su ciò che è green, su ciò che è sostenibile, lavorando il legno in maniera anche sostenibile, perché il legno è un prodotto naturale, ma l'uomo dopo, se ci mette le mani sbagliando, cioè, quindi potrebbe essere molto attenti per esempio alle colle che utilizziamo solo colle all'acqua, i trattamenti superficiali vengono solo utilizzate resine all'acqua, comunque resine naturali, tutto ciò che facciamo è comunque sempre studiato per rimanere nell'ambito del green, emissioni formaldeidi zero, abbiamo le certificazioni A+, che vuol dire le più basse emissioni possibili. Quindi tutto viene studiato per mantenere un prodotto il più naturale possibile. Proprio perché abbiamo sempre legato l'azienda alla materia prima, nel 2009, la storia comincia proprio in quel momento, nel 2009, a voler legare l'azienda al territorio. Quindi nel 2009 abbiamo fatto un contratto con Veneto Agricoltura e con la Regione del Veneto, proprio per la gestione del legno che avevamo qua in Cansiglio. Era un legno che era stato abbandonato già da anni, e noi siamo riusciti praticamente a creare un pavimento in legno con queste nuove tecnologie, molto stabile e molto bello anche esteticamente, andando a utilizzare una produzione della nostra regione, quindi non solo un prodotto made in Italy, ma anche un prodotto che è come un DOCG, no? Che nasce nel nostro territorio, e abbiamo legato l'azienda al territorio, quindi l'azienda oggi ha anche senso di esistere perché comunque ha una gestione e nobilita un prodotto della nostra regione. Questo ha fatto sì che nel tempo dovessimo studiare anche la fornitura del rovere, che rappresenta oggi il 90% del nostro mercato, cioè per farle capire il 90% del mercato di pavimenti oggi è rappresentato dal rovere, mentre solo il 10% è rappresentato da altre essenze. Quindi avevamo bisogno di avere anche la garanzia di fornitura del rovere, e siamo andati in Serbia e abbiamo ottenuto un contratto con lo Stato serbo, l'istituzione serbe, e siamo riusciti, questo contratto prevedeva anche la realizzazione di una segheria nello Stato serbo, siamo riusciti, ottemperando al contratto, ad avere questa fornitura, e abbiamo oggi uno dei più importanti contratti dei Balcani, quindi fornitura di rovere assicurata. Oltre a aver legata, diciamo, la materia prima, siamo riusciti a fare anche parecchi brevetti con questa azienda, tipo le tavole del Piave, che è un 3 strati particolare, dove si riesce a ottenere anche la larghezza di 40 cm e lunghezze fino a 4 metri con massima stabilità e come prefinito, quindi entriamo nelle case, nelle abitazioni dei nostri clienti e riusciamo a creare dei pavimenti unici. Praticamente portiamo
un tronco in casa, creiamo questi pavimenti unici di dimensioni grandissime con una stabilità eccezionale. E questo è uno dei brevetti. Dopo un altro brevetto è il 5 mm che risolve anche i problemi della nautica, per esempio stiamo facendo tantissime barche col 5 mm che è molto leggero, di spessore, lo dice la parola stessa, è molto basso, quindi non abbiamo bisogno di tagliare porte, non abbiamo bisogno di far nulla, e questo è un altro brevetto. Dopo abbiamo un brevetto su un incastro per rendere ispezionabile il pavimento anche al centro senza creare tagli e rotture, e questo si chiama Innovo, è un nuovo incastro, anche questo brevettato, oltre a brevetti di trattamenti superficiali estremamente green e estremamente naturali. Questi rapporti con lo Stato serbo l'hanno portata anche ad assumere incarichi importanti in Serbia. Diciamo che in Serbia non ci siamo affacciati come avventurieri, perché lei capisce che 20 anni di sfruttamento forestale in collaborazione con lo Stato serbo ha fatto sì che noi non abbiamo fatto un'internazionalizzazione, sì una delocalizzazione, ma bensì un'internazionalizzazione dell'azienda. E questi rapporti con tutte queste istituzioni ha fatto sì che nel 2019, in dicembre, sono stato eletto anche come Presidente di Confindustria in rappresentanza di tutti gli imprenditori italiani presenti in Serbia, di Confindustria Serbia. Oltre a questo anche con Confindustria Est Europa, che riunisce praticamente tutte le confindustrie di tutti gli stati dell'Est Europa, ho avuto anche la delega per ambiente e sostenibilità, che poi è molto legato al nostro lavoro, e per questo è interessante anche per me come crescita non solo personale ma anche come crescita aziendale. Guardando al futuro, ora vi accingete a un ulteriore ingente investimento. Proprio per internazionalizzare l'azienda abbiamo deciso di fare anche questo ulteriore passo, e quindi facciamo un grosso investimento nel comune di Sacile, si parla di 10-15 milioni di euro. In questo caso si parla di una struttura costruita di grande impatto architettonico, è lo studio Archea di Firenze che ce lo sta studiando, l'architetto Casamonti in persona, e quello che ha disegnato la cantina Antinori, per capirsi, e con lui stiamo facendo questo grandissimo showroom dove concentreremo tutti gli uffici commerciali e dove potremo finalmente ricevere in maniera esaustiva anche tutti gli architetti e far capire e comunicare al mondo tutto ciò che l'azienda oggi ha fatto e sta facendo, perché non ci fermiamo, e quindi riuscire a internazionalizzarla e finire, diciamo, il processo di internazionalizzazione.